Buon pomeriggio a chi ci sta seguendo in diretta. Partiamo con le doverose scuse per aver avviato la diretta con diversi minuti di ritardo. Vedete dal cronometro che in realtà non è neanche preciso. Abbiamo abbondantemente superato il quarto d'ora di gioco. Ritardo purtroppo non dovuto a una nostra volontà, una nostra mancanza. Purtroppo partita quella tra Fincantieri e Sport Palermo che si sta svolgendo a porte chiuse. Considerando anche provvedimenti presi dopo la folle giornata di domenica, la partita tra la Fincantieri e lo Sporting Termini, di cui sicuramente avrete avuto modo di sentir parlare. In ogni caso partita che vede, come vedete in grafica, in vantaggio la squadra di casa per 1-0. Adesso c'è l'attacco proprio da parte degli ospiti che giocano in maglia verde fluo, palla fuori. Gol del vantaggio è arrivato dopo circa 5 minuti di gioco. La palla in avanti, allontanata poi dalla difesa della Fincantieri, che adesso cerca di spingere. La partenza poi chiude la difesa dello Sport Palermo, chiesto un tocco di mano. Intanto c'è la fuga sulla fascia sinistra. Il servizio poi al centro. Fincantieri che cerca di attaccare con ordine. Purtroppo dovremmo anche attendere la conclusione del primo tempo, quindi poco meno di mezz'ora. Da cronometro siamo intorno al 18°, anche per avere dettagli sulle due formazioni, considerando che purtroppo non abbiamo neanche a disposizione le due distinte. Sicuramente avremo più ragguagli nel corso del secondo tempo. Appunto il rinvio del portiere dello Sport Palermo, palla che si perde in fallo laterale. Saranno ancora gli ospiti a occuparsi della battuta. Colpo di testa a mettere in fallo laterale. Attacca ancora lo Sport Palermo, chiude la difesa della Fincantieri che cerca di organizzare un nuovo tema con la fuga, poi la corsa sulla destra. Secondo questo attacco da parte della squadra di Mister Di Fresco, che oggi non è in panchina. Mentre intanto attenzione, qui l'uscita comoda da parte dell'estremo difensore della Fincantieri. Ricordo partita in programma alle ore 15, tra altre cose iniziata anche con 5 minuti di anticipo. Mentre rinvia il portiere della Fincantieri, c'è un colpo di testa, la palla che torna direttamente proprio al portiere della Fincantieri. Alla lunga ricordo che proprio in virtù di quanto è accaduto domenica sul terreno di gioco di Campofelice di Roccella, il giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti ha inflitto un'inevitabile mano pesante
alla squadra palermitana con la sconfitta per 3-0 a tavolino. Tante cose il direttore di gara aveva anche emesso i 3 fischi di fine partita sospendendo la gara, e poi con l'assegnazione dello 0-3 a tavolino 1.000 euro di ammenda per la società e anche 4 gare interne a porte chiuse. Questa è la prima delle 4. Tante cose, si tratta anche di un recupero, perché ricordiamo che questa è una gara che avrebbe dovuto avere luogo 10 giorni fa. Partita poi rinviata per via del maltempo. Addirittura il capitano della Fincantieri ha anche subito una squalifica di 10 turni. Qui la giocata che non riesce. La palla allontanata dalla difesa dello Sport Palermo, che non riesce a tenerla in campo. Allora la rimessa per la Fincantieri, colpo di testa a metter fuori. E rimessa adesso per la squadra ospite in zona attacco. La palla che viene poi allontanata. Veloce, tu non stare, va bene qua. Puoi giocare. Battuta lunga con il colpo di testa, palla che rimane in campo mentre abbiamo superato la metà del primo tempo. Qui non riesce la giocata. Palermo che qui non riesce a imbastire una ripartenza. Qui c'è un fischio in favore della Fincantieri, punizione. C'è un calcio di punizione. Conclusione sopra la traversa. Ancora si lotta a centrocampo, Fincantieri che cerca di ripartire.
ancora i rossoblù che muovono il pallone. Chiude la difesa dello Sport Palermo, ancora però Fincantieri che prova la ripartenza, c'è la chiusura. Tanto c'è Sport Palermo adesso cerca di ripartire, attenzione a questo inserimento in area di rigore, contatto, nulla secondo l'arbitro, mentre siamo giunti ai provvedimenti disciplinari con 5 giornate per D'Alessandro, oltre che per Calderone allo Sporting Termini, e poi 3 giocatori non espulsi, 10 turni per Marino, 8 turni per Lo Bianco, Presti Giacomo, Schiavo e Vermiglio. Assenze importanti dal punto di vista numerico, comunque si tratta di 5 elementi che mancheranno per tante partite. Tanto c'è lo Sport Palermo che ci prova, conclusione fuori. Calcio d'angolo per lo Sport Palermo. Ci dispiace ovviamente non rendervi conto di chi effettivamente esegue le giocate, ma tanto qui c'è il palo colpito allo Sport Palermo, poi altra conclusione, altra respinta, reclamano in maniera piuttosto timida, a dire la verità, un fallo di mano ai giocatori dello Sport Palermo, che però battono il secondo calcio d'angolo consecutivo. La battuta ancora nel cuore dell'area, colpo di testa a mettere fuori. Si riparte dal fondo. Quando ci avviciniamo alla fine della mezz'ora. Battuta lunga, colpo di testa con lo Sport Palermo che recupera il pallone. Tocca alla battuta lunga. La Fincantieri che cerca di ripartire. Chiude però bene la difesa dello Sport Palermo, anche se qui c'è un recupero palla ancora. Calcio di punizione per la Fincantieri, tra l'altro anche molto contestato al tecnico dello Sport Palermo. Chiude la difesa qui della Fincantieri che prova a ricostruire. Pallone giocato in avanti con i rossoblù che tornano in attacco. Il cross intercettato, allora può chiudere la difesa dello Sport Palermo. Vediamo anche se si creano i presupposti per una ripartenza. Chiude però la difesa di casa.
Si riparte con un fallo laterale in favore della Fincantieri. Palla battuta verso l'area di rigore, c'è la spizzata che però non trova punti di arrivo, allora riparte dal suo portiere lo Sport Palermo, il rinvio che però viene messo fuori. Poi però lo Sport Palermo recupera un buon pallone sulla fascia destra, poi il rimpallo, forse anche un fallo di mano che il direttore di gara non ravvisa, poi il cross svirgolato a causa del cattivo rimbalzo del pallone. Siamo troppo bassi, dobbiamo salire. Non te ne frega niente, stai su. Se lo vedono loro. Invio sballato intanto da parte del portiere della Fincantieri, che però riesce in qualche maniera a recuperare palla e poi cerca la ripartenza. La squadra di casa, ultimo tocco di un giocatore dello Sport Palermo. Intanto il direttore di gara che va a redarguire il tecnico della squadra ospite. Colpo di testa, poi Fincantieri che non riesce a ripartire, anche se poi c'è un errore abbastanza grave di misura. Qui c'è forse una spinta che il direttore di gara non ravvisa. Fincantieri che può comunque cercare di ricostruire. Palla allontanato dalla difesa dello Sport Palermo, ma ancora padroni di casa che vanno al rinvio con la palla che può essere gestita per un attacco sulla destra. Il cross fuori misura e palla che si perde fuori. Approfitto per ricordare in questo momento di sosta dell'incontro, in attesa del rinvio dal fondo del portiere dello Sport Palermo, che con Sportisti saremo di nuovo in live tra poche ore, a dire la verità, alle 18:30, quindi tra 3 ore esatte, per l'incontro tra Cus Palermo e Villabate, recupero, turno infrasettimanale, mi correggo, del campionato regionale allievi under 15, con la squadra di mister Perrone che per l'occasione cambia location, sempre giocato le sue gare interne proprio nell'impianto di Via Altofonte, questa volta costretto a traslocare, considerando anche l'eccezionalità del turno infrasettimanale, partita che seguiremo in diretta integrale ed esclusiva con le nostre telecamere. Qui intanto Sport Palermo che si riaffaccia in avanti, palla messa in fallo laterale. Qui cerca di ripartire la Fincantieri che guadagna un buon calcio di punizione. La battuta lunga dei difensori dello Sport Palermo, qui palla sfiorata, riesce a evitare il calcio d'angolo il portiere della Fincantieri, che può soltanto giocarla con i piedi fuori dall'area, la mette in fallo laterale, prova a riaffacciarsi in avanti la squadra in maglia verde quando siamo nel pieno gli ultimi 10 minuti di questo primo tempo. Qui la palla messa al centro, conclusione al volo, buona l'idea, non ben eseguita però
Altro rinvio non ben eseguito. Qui c'è la ripartenza, fermata, c'è il cartellino giallo. Prima controllo. Ma quale sono? Sei nella zona di campo, prendi il raggio, la palla ti passa davanti. La battuta lunga del calcio di punizione, va giù un giocatore della Fincantieri. Vedono ravvisa gli estremi per fischiare. Cerca di pressare qui lo Sport Palermo. La palla viene effettivamente recuperata, conclusione sul fondo però. Battuta lunga. Lo Sport Palermo in qualche modo se la cava. Cerca di ripartire ma sbaglia il tocco. Poi ancora ospiti che partono. Ancora una volta risponde presente la difesa della Fincantieri, che cerca anche la ripartenza. Opportunità che però sfuma. È fuori gioco, che sembrava esserci almeno dal punto di vista da cui stiamo commentando questa partita. Tra l'altro, come potete anche ben vedere, appena inquadreremo le due panchine avrete anche modo di intuirlo, che proprio questa sequela di squalifiche rende anche più corte le rotazioni per la Fincantieri, che porta con sé appena due uomini in panchina. Qui intanto conclusione che viene lisciata per attacco ancora buono e palla fuori, non di molto. Palla recuperata ancora dalla Fincantieri sul rinvio da fondo del portiere dello Sport Palermo. Poi palla messa in fallo laterale, resta in attacco allora la squadra rossoblu con questo fallo laterale già battuto. Qui recupera però ancora palla lo Sport Palermo, che cerca di ripartire con questo fallo laterale già battuto. Pallone alzato a campanile, riesce a chiudere con lucidità la difesa della Fincantieri. Palla finisce in fallo laterale direttamente dalle nostre parti. Fallo laterale a 4,5 dalla fine. Intanto il direttore di gara ha ammonito
passa Fincantieri a poco meno di 4 minuti alla fine, almeno in base al nostro cronometro. Si prova ad uscire però lo Sport Palermo dopo aver recuperato palla. Cerca la fuga sulla sinistra, poi palla messa in mezzo, serie di deviazioni, riesce la difesa della Fincantieri a liberare la situazione. La giocata in avanti con la Fincantieri che si stende sulla sinistra, protetta. Uscita del portiere, con anche la protesta, anche giustificata da parte del capitano dello Sport Palermo, aveva subito una spinta. L'arbitro ha lasciato giocare per il vantaggio. Occhio a questa occasione con il tocco di destro. Qui sfruttata malissimo l'opportunità, soprattutto con il portiere. L'11 dello Sport Palermo, che dunque getta alle ortiche una grande chance. Qui ha ammonito il portiere della Fincantieri. Reo, secondo l'arbitro, deve aver perso tempo. Ci va allora un compagno a dargli una mano per la battuta. Battuta che supera il centrocampo. Previene la difesa dello Sport Palermo, che ha anche cercato di approfittare del fatto che c'era un giocatore in movimento a battere il rinvio. Allora possibilità di fugare la linea del fuorigioco. Intanto però la Fincantieri non solo è riuscita a recuperare palla, ma può anche battere un fallo laterale in zona attacco. Dal nostro cronometro manca 1 minuto e mezzo allo scadere del 45esimo. Punteggio, come vedete, premia la squadra di casa per 1-0, con l'obiettivo, attenzione al cross, colpo di testa a prolungare, poi la palla riproposta in mezzo per la conclusione, svirgolata, pallone fuori, altra occasione per la Fincantieri. Da capire anche se ci sarà eventuale recupero per la fine di questo primo tempo. Qui cerca di uscire l'11 in maglia rossoblu, che mantiene il possesso della palla. C'è questo lancio in avanti, la posizione è regolare, anzi no, fuori gioco. Qui la palla che viene recuperata dallo Sport Palermo, che cerca la palla in avanti, intercetta la difesa della Fincantieri, posizione di fuorigioco della punta della squadra di casa. Mentre di gara che evidentemente non guarda ancora il cronometro e allora consente allo Sport Palermo di costruire qualcosa di buono, ma ancora una volta pallone gestito male. Mancato qualcosa sicuramente negli ultimi metri per quella che è stata la nostra ripresa della partita, ma attenzione alla Fincantieri che si proietta in avanti con questa giocata, chiude però la difesa ospite che concede solo fallo laterale, ma non c'è più tempo. Il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi. 1-0 per la Fincantieri sullo Sport Palermo. Noi ci diamo appuntamento sicuramente dopo l'intervallo per cercare di riassumere un po' la situazione. Intanto alcuni contributi dai campi in cui abbiamo effettuato riprese, dirette highlights
nel corso del weekend appena trascorso. Poi torniamo sempre qui dal campo della Fincantieri per il secondo tempo di Fincantieri Sport Palermo. A tra poco. Terza giornata del girone di ritorno, si gioca allo stadio Vincenzo Presti di Gela. La sfida è tra il Nuova Città di Gela di mister Pensabene e la Don Carlo Misilmeri di mister Salvatore Aronica. La formazione biancorossa che arriva dalla rotonda vittoria contro il Castellammare. Anche qui, come su tutti i campi del calcio italiano, il minuto di raccoglimento per ricordare il compianto ex presidente FIGC Tavecchio, e poi si può cominciare con una partita molto divertente, molto vibrante, fin dai primissimi minuti di gioco, con il primo tentativo per la Don Carlo Misilmeri, 2 minuti e mezzo. L'ottimo lavoro di tutto il tridente biancorosso, da Manfrè a Concialdi a Lucera che si prepara per il destro. La palla però si spegne al lato, alle spalle di Di Martino. Prima fiammata dopo 10 minuti anche per la squadra giallonera, con questa palla messa al centro per Abate. Il tentativo beffardo che si spegne sulla traversa a Marino, battuto almeno in apparenza. Don Carlo che poi dall'altra parte spinge in contropiede l'azione, prosegue Concialdi sulla corsa di Lucera che ha Tovertù con Di Martino, preferisce mettere al centro, chiude bene la difesa della Gela con Toledo, ma poi 13 minuti e 30 secondi, il break centrale di Danilo Ambro che vede il movimento di Concialdi, attende il momento giusto per servirlo. Concialdi da uno sguardo in mezzo vede ancora solo Danilo Ambro, prima firma in maglia Don Carlo Misilmeri per il centrocampista arrivato dalla Nocerina, ex Palermo, e gol dell'1-0 per la Don Carlo Misilmeri che arriva nel momento giusto. Poi l'abbraccio in panchina con il direttore sportivo Aurelio Lobianco, prova a reagire il Gela con questo cross molto beffardo e la palla che per poco non casca sotto la traversa, lo smanaccia fuori Marino, poi torna ad attaccare con questa splendida combinazione da D'Angelo a Concialdi a Lucera che ancora per il piattone, la palla viene messa in calcio d'angolo dopo una deviazione, ma attenzione qui ancora all'opportunità per il Gela, anticipato Marino in uscita, secondo legno per la squadra di mister Pensabene che poi deve difendersi dalla ripartenza della Don Carlo. Qui Lucera vede Di Martino fuori dai pali, la palla non va poi così lontano dallo specchio della porta, tentativo alla Lucera di Raimondo Lucera che poi ancora una volta prova a mettersi in proprio, minuto 26, conclusione col destro, la respinta ancora di Di Martino con la palla che poi viene allontanata dalla difesa gelese. Ancora Raimondo Lucera, questa volta cerca di combinare con Concialdi, il pallone di ritorno non è perfetto, poi D'Angelo apre su Cerniglia che può mettere al centro, ancora per Concialdi, la palla arriva praticamente addosso al numero 10, la palla fuori, ma attenzione qui, 2,5 alla fine del primo tempo, grandissima palla di Concialdi per Vincenzo Manfrè che segna il 2-0, l'arbitro annulla tutto per fuorigioco, ma come potete vedere da questo rallenti il fuorigioco non c'è, perché c'è un difensore del Gela a tenere in gioco l'ex centravanti del Canicattì. Ancora Manfrè che prova a spingere, lo scambio splendido con Lucera, la conclusione volante respinta, poi ancora Manfrè e ancora la parata in calcio d'angolo, anche se per la difesa riesce ad allontanare. Siamo nel secondo tempo, prova a partire bene il Gela con questa palla verso l'area di rigore, poi la volée di sinistro, la sfera che si perde sopra la traversa. Ancora l'offensiva da parte dei gialloneri con questa palla messa al centro, il colpo di testa di Colombatti, poi nuovo tentativo dalla distanza, riesce addirittura a bloccare Simone Marino. Poi minuto 68 e 30 secondi, ancora insiste il Gela che ha iniziato meglio questo secondo tempo, la palla di Piazza per il tentativo addirittura con questo tiro cross molto insidioso. Veniamo però al minuto 70, il cross D'Angelo mette giù Abate, secondo l'arbitro calcio di rigore, ancora una volta ci affidiamo alle immagini rallentate, contatto veniale. Il direttore di gara però non ha dubbi nel concedere la massima punizione che Simone Abate va a tentare di trasformare con il suo destro di potenza al centro della porta, riequilibra la situazione con il suo numero 9, il Gela, 1-1 a 18 più recupero dalla fine. A questo punto la Don Carlo si getta in avanti, qui c'è una bellissima opportunità per Manfrè, ancora una volta fermato dalla bandierina, ma qui potete vedere che era in posizione nettamente regolare Manfrè, che poteva lanciarsi a tu per tu con il portiere avversario.
Siamo già nel recupero, il calcio di punizione di Lonigro, la palla che arriva a Giuliano, il quale non riesce a dar potenza al colpo di testa, c'è la parata. Poi dall'altra parte ripartenza del Gelon, questo fallo di Lonigro che viene ammonito. Evidentemente poi il direttore di gara assente, qualche parolina di troppo da parte di Giacomo Fricano, il direttore di gara non esita, fischia, lo richiama all'ordine e gli mostra il cartellino rosso. Chiude in 10 la Don Carlo, di fatto però non succederà più nulla al Vincenzo Presti di Gela quando vedremo l'ultima giocata dopo 6 minuti di recupero. Il direttore di gara fischierà 3 volte, finisce 1-1 tra Gela e Don Carlo Misilmeri, occasione persa per la squadra di Aronica per restare attaccata. Da Sportisil è tutto, alla prossima. Punti pesanti per muovere la classifica, un anticipo che può significare tanto per le altre. Amici di Sportisil, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Santissimo Salvatore di Partinico nella provincia di Palermo e Partinico Audace San Vito Lo Capo. Siamo nella 17ª giornata del girone A di promozione siciliana. C'è la conclusione da fuori, la parata di Versace, il tentativo di Forconi. Parte Ferrante, traiettoria in mezzo, c'è il colpo di testa, in vantaggio il Partinico Audace e 1-0 al Santissimo Salvatore. Lascia tutto a Logaio che è salito, spazio per il Partinico Audace, il pallone in mezzo, colpo di testa di corso centrale per lo Iacono. Mazzara caccia lui verso la porta, Versace la lascia lì, c'è Bulades, ancora Versace e poi di ribattuta Guaiana pareggia i conti per il San Vito Lo Capo. Alla mezz'ora il bomber del San Vito rimette tutto in parità, 1-1. Lancio lungo, Amiri di testa, la proposta di Ferrante a cercare il Longo, c'è lo scavetto, pallone in porta, il gol di Longo. Posizione regolare secondo l'arbitro. Il Partinico Audace si riporta avanti con il gol di Daniel Longo, che va a festeggiare con tutti quelli che sono andati a vedere la partita. Qui colpo di testa in mezzo, Guaiana ancora, il pareggio del San Vito, sempre lui, Simone Guaiana, e 2-2 con la sponda di testa di Bulades. E il colpo di Guaiana. Baranzano alla rimessa laterale lunga. Nel frattempo Lobaido ammonito e infatti rosso, San Vito Lo Capo in 10, espulso Ignazio Lobaido che ha accusato uno schiaffo. Il gesto dalla terra è stato interpretato come simulazione. Longo finta il tiro, va dietro, Maranzano mette in mezzo Oddo, poi c'è il tiro da fuori da parte di Miceli. Rimessa San Vito, tenta la sponda Gallina, lamenta un colpo avversario, pallone raccolto da Forconi che lo alza nella parte attaccata da Guaiana, l'appoggio sull'esterno della rete. 2 in barriera, parte Ferrante verso la porta, sfiora un grandissimo. Torniamo con l'inizio del secondo tempo qui dal terreno di gioco della Fincantieri, ripresa tra Fincantieri e Sport Palermo, 1-0 in favore della squadra di casa, gara che ricordo si gioca a porte chiuse dopo gli episodi di domenica scorsa. Si gioca il primo dei 4 incontri a porte chiuse previsti per il regolamento, soprattutto per il provvedimento del giudice sportivo nei confronti della società del presidente Calì.
che ricordo ha ricevuto anche ovviamente lo 0-3 a tavolino in favore anzi 3-0 in questo caso a tavolino in favore dello Sporting Termini, e anche 1.000 euro di ammenda, oltre alla squalifica di diversi tesserati. 5 giocatori in particolare. Qui intanto Sport Palermo che cerca di farsi vedere. La partita, ovviamente, per quel che abbiamo ripreso, ricordo ancora una volta, ce ne scusiamo per la mancata messa in onda dei primi 13 minuti di gioco, proprio per alcune difficoltà di natura organizzativa legata al fatto che appunto il provvedimento delle porte chiuse tale deve essere. Ci è stato comunque consentito, seppur in forma tardiva, di produrre la diretta della partita, e di questo ovviamente ringraziamo chi ce lo ha consentito. Dicevo, per quel che abbiamo messo in onda, quindi circa mezz'ora di gara, poco più di mezz'ora di gara, non ha demeritato l'11 ospite, però ci sembra meritata per il momento la situazione di vantaggio per la Fincantieri, che è andata avanti dopo pochissimi minuti di gioco e adesso deve però difendersi da un calcio d'angolo in favore dello Sport Palermo, con la palla che spiove sul primo palo, è allontanata per un attimo, poi conclusione sopra la traversa, e questa è un'opportunità ghiotta sprecata dallo Sport Palermo, forse la più ghiotta dall'inizio della gara. Rinvio cortissimo che diventa subito preda degli attaccanti dello Sport Palermo, conclusione però debole, anche un po' velleitaria a dire la verità. È chiaro che adesso sarà anche importante gestire le energie, gestire i ritmi per la Fincantieri, anche perché, come abbiamo avuto modo di vedere, ci sono soltanto 2 elementi a disposizione della panchina di casa, e questa alla lunga può rappresentare di certo un problema. È soltanto una squadra che di elementi a disposizione ne ha 6, più il portiere. Intanto difende il pallone in fase attacco la Fincantieri, qui il solito fascio di luce c'è un fischio. Questo fascio di luce che ci dà fastidio in questo momento, in queste ore del giorno. Tanto c'è un calcio di punizione per la Fincantieri, ma anche un cambio. C'è l'uscita del numero 9 Mortillaro, entra il numero 18 Terzo. Procedo dunque con le formazioni. Con la Fincantieri che schiera Di Maggio in porta, poi in ordine numerico con il numero 2 Pirrera, il numero 3 Leonardo, il numero 4 Calissi, il numero 5 Mistretta, il numero 6 Gazziano, il numero 7 Tantillo, numero 8 Scafidi, numero 9 Cilio, numero 10 Viviano, numero 11 Scurato. Dall'altra parte in porta Arcaio per lo Sport Palermo di mister Aronica, poi
Con numero 2 Teresi, numero 3 Dergano, numero 4 Mazzè, numero 5 Laporta, numero 6 Ricciardi, numero 7 Guida, numero 8 Fanduzzo, numero 10 Tarantino, numero 11 Ricciardi e ora in campo con numero 18 Terzo. Battuta intanto nell'area di rigore, non tocca nessuno. È la palla che si perde in fondo al sacco, è tutto buono ed è il 2-0 della Fincantieri e dunque conclusione direttamente da calcio di punizione da parte di Scafidi che porta a 2 le marcature della Fincantieri. Qui anche la dedica per mister Di Fresco e per i giocatori non a disposizione per squalifica. È 2-0 dunque con mister Pezzino che oggi sostituisce mister Di Fresco in panchina. Intanto Tarantino allo scambio con Teresi. C'è il fallo commesso dal numero 10. Tra l'altro anche vecchia conoscenza dell'ambiente CUS, dico Tarantino fino all'anno scorso proprio con mister Di Fresco nella formazione Under 16. Intanto Tantillo fermato da Teresi dopo 8 minuti di gioco. Il punteggio è cambiato, vede la Fincantieri in vantaggio per 2-0. Qui intanto palla che esce direttamente fuori sul tentativo di Cilio. La battuta lunga da parte di Capitan Ricciardi, non può arrivare sul pallone Francesco Ricciardi. Gabriele invece è il capitano con la maglia numero 6. Naturalmente a proposito del problema in quella piccola porzione di campo dove il sole offusca un po' l'inquadratura, chiaramente fino a quando non scenderà il sole il problema persisterà. Qui intanto la chiusura da parte di Laporta, e ancora pallone buono, intercettato dall'intervento di Fanduzza. Prova a ripartire lo Sport Palermo, ora palla la Fincantieri, corre Tantillo ma non riesce a controllare il pallone. Ora con le mani Teresi, subito con Terzo che non riesce a giocarla, prova a tornare sulla sfera, gli dà una mano Teresi, poi Tarantino lotta con Gaziano, spazza via la difesa dello Sport Palermo ancora dalle parti di Terzo, fermato da Gaziano che allarga il lettone in maniera regolare. Tantillo non riesce a giocarla, rimessa da Sport Palermo che adesso affretta i tempi. Tarantino gioca in avanti, chiusura da parte di Mistretta. Teresi con le mani chiama Terzo, quella palla arriva dalle parti di Guida, fermato. Guida vuole battere subito con le mani, chiude Mistretta, altro fallo laterale per lo Sport Palermo che adesso cerca di accelerare i tempi. Mister Aronica però chiama un cambio. L'uscita di Dergano, ingresso di Caccamo, maglia numero 15. E Teresi che può andare con le mani. Dergano tra l'altro l'unico classe 2007 in campo dall'inizio per lo Sport Palermo. Ce ne sono altri in panchina.
La battuta con le mani, poi allontana Scafidi, fa rimbalzare ma non riesce a controllarla Cilio, e allora fallo laterale ancora per lo Sport Palermo, sempre con Teresia questa parte. Colpo di testa di Gaziano per la sforbiciata di Fanduzza a cercare Mazzè, fermato da Pirrera. Palla alla porta Mazzè, sempre contro Pirrera. Non lo fa passare il numero 2, allora prova a ricominciare da un'altra parte. Calisti con il fallo, secondo il direttore di gara. Calcio di punizione per lo Sport Palermo. Rimane a terra Ivan Mazzè. Calcio di punizione, si porta sul punto di battuta proprio Tarantino. Fischia l'arbitro. Tarantino scodella verso l'area con il destro, colpo di testa e il salvataggio di Di Maggio. Scurato, aveva colpito involontariamente verso la porta, sfiorando un clamoroso autogol. È stato bravo il portiere che gira in piazza D'Alessandro, anche lui squalificato. 5 turni per lui. Gli altri oscillano tra le 10 e le 8 giornate di squalifica. Tarantino, Teresi, fermato da Scafidi che poi continua il pressing. Ancora i due al confronto, alla meglio Scafidi che la tiene, poi va giù Scafidi, allora recupera palla terzo ma sbaglia tutto, Mistretta allontana. Cilio con la sponda di tacco che peresce male. Allora Teresi con le mani, di gara che fa indietreggiare. L'anticipo di Gaziano. Tarantino la fa scorrere, poi la gioca in avanti, controlla a seguire Di Mazzè, è sbagliato, poi sbaglia anche Scurato dall'altra parte. Allora ancora Mazzè, il tocco, poi va giù senza subire fallo qui Fanduzza, prova a ripartire dall'altra parte. Viviano per la corsa di Tantillo ancora su Viviano all'1 contro 1, propone al centro il pallone, c'è Cilio, area di rigore per Cilio che calcia, la parata di Arcaio finta di servire i compagni, poteva andare lungo, colpo di testa a mettere fuori, poi l'arbitro fischia fuori gioco di Carmelo Scurato. Calcio di punizione per lo Sport Palermo, anticipa Gaziano, sui piedi però di Fanduzza con il lancio che premia la corsa di Francesco Ricciardi, fermato dall'ottimo intervento di Mistretta. Poi ancora i due al confronto, l'arbitro punisce la strattonata da parte del numero 5 della Fincantieri, punizione Sport Palermo.
Calcio di punizione, sempre Tarantino alla battuta, salta sul primo palo, colpo di testa a mettere fuori da parte di Pirrera, poi può soltanto prolungare la traiettoria Scurato e concede fallo laterale ai suoi avversari. Tarantino questa volta con le mani, colpo di testa da parte di Gaziano, poi prolunga Calisti, Viviano si dimentica il pallone, poi torna con la pressione di Gabriele Ricciardi. Tantillo colpisce Teresi, guadagna fallo laterale. Dove il pallone qua per giocare? E Gaziano che può andare con le mani, colpo di testa a mettere fuori, poi fa la giocata in avanti dove c'è Cilio che palleggia, sempre Cilio, inseguito da Gabriele Ricciardi che lo costringe ad andare spalla alla porta. Poi buona questa giocata per Tantillo che entra in area, mette in mezzo, allontana ancora la difesa in maglia verde. Scafidi, poi lotta Viviano proprio davanti al fascio di luce, riparte lo Sport Palermo però senza riuscire a costruire. Gaziano può mettere solo in fallo laterale. Rimessa su Tarantino, tocco corto per la battuta in avanti da parte di Laporta, di testa mistretta, poi non riesce la giocata a Caccamo che poi insiste su Calisti, commette fallo, concede calcio di punizione. Battuta lunga, troppo lunga per tutti, può uscire senza problemi Arcaio. Ancora in avanti da parte dello Sport Palermo. Gaziano un po' in difficoltà, deve liberarsi del pallone, lo fa colpendo di testa ma trovando Mazzè, poi chiude Leonardo in fallo laterale. Tarantino, controllo da parte di Caccamo, poi la porta ancora per Tarantino. Fanduzza la guarda la porta, la cerca Fanduzza e trova un bellissimo gol, scavalcato il portiere e 2-1, si riapre con una giocata individuale la partita. Battuto Di Maggio, 26 più recupero alla fine, 2-1. Con la firma da parte di Alessio Fanduzza, quale ha beffato Di Maggio. Cerca subito di ripartire la Fincantieri con Viviano che sbaglia, regala palla al portiere Arcaio, sbaglia però anche lo Sport Palermo. Allora Scafidi, Viviano non controlla bene, calcia in avanti Fanduzza, poi cade senza subire fallo su un arbitro guida e poi Tantillo perde palla. Momento favorevole allo Sport Palermo. Tarantino rimessa di Gaziano, prova a controllare Cilio, poi calcio in avanti su Viviano in profondità, cercato la corsa di Scurato che non è arrivata per Arcaio, al rinvio subito. Lo scontro tra Mistretta e Guida, l'arbitro lascia giocare. Gaziano insiste nel dribbling su Terzo, poi calcia più avanti che può, allontana. Rimessa per lo Sport Palermo. Cilio per Tantillo, poi Viviano fermato da Gabriele Ricciardi, calcio d'angolo per la Fincantieri.
quando ci avviciniamo anche a metà del secondo tempo. E Fincantieri in una uscita in avanti è un calcio d'angolo che la squadra affidata a Pezzino proverà a sfruttare. Pallone in area di rigore, l'uscita di Arcaio che poi la gioca subito in avanti. Tarantino in profondità per la corsa di Francesco Ricciardi che sbuccia il pallone e favorisce l'intervento di Leonardo. Prova a ripartire con Caccamo lo Sport Palermo che ha il pallino del gioco in mano in questa fase. Qui c'è la partenza con Cilio. Cilio cerca il tiro, palla fuori. Riparte lo Sport Palermo. Mistretta sempre presente di testa, poi l'appoggio all'indietro, cade Leonardo, riesce comunque a servire Cilio che però non controlla. L'anticipo ancora su Guida, poi Viviano. In avanti Scafidi di prima, cercare Tantillo che però non può arrivare, spazza Teresi. Rimessa per Tantillo, la sponda, ancora Tantillo al cross, facile per Arcaio. Battuta lunga, ancora Mistretta con l'anticipo, poi interviene in qualche modo la difesa dello Sport Palermo, però favorendo Cilio che calcia e segna, ma è in fuorigioco. Battuta lunga di Arcaio, ancora Mistretta con l'anticipo. Caccamo in avanti, chiude Pirrera, poi Viviano, si gira, fermato da Fanduzza che recupera la palla in maniera regolare. Tarantino, pallone all'indietro, un po' complicato, deve uscire Arcaio, poi terzo tirato giù da Gaziano, tutto ok per l'arbitro che fa giocare per il vantaggio, riesce a passare. Attenzione a questa giocata di Teresi, fermato da Gaziano. Teresi prova a tenerla in campo a crossare, ma il campo è finito. Allora rinvio dal fondo per la Fincantieri. Battuta lunga da parte di Mistretta, può correre Cilio che allunga la falcata. Cilio riesce a resistere a una carica, non esce Arcaio, allora Cilio va sul fondo, mette al centro Arcaio, l'aspetta lì. Gabriele Ricciardi trova solo Pirrera. Viviano scambia con il suo numero 2, lo aspetta lì Caccamo che mette in fallo laterale. Premiata la pressione. Colpo di testa di Cilio, si aggrappa a lui la porta che poi presente gli calcia addosso. Altro rimpallo per il numero 9 della Fincantieri, la porta su di lui, tocca Cilio per ultimo. Fallo laterale Sport Palermo. Sport Palermo che per il momento non opera altri cambi. Viviano
non può arrivare. Poi Gabriele Ricciardo, controllo e rinvio. Tarantino sovrastato a Scafidi. Punizione per il 10 dello Sport Palermo. E punizione proprio per il capitano. Viviano non controlla. Ora Gabriele Ricciardi però sui piedi di Tantillo, che gioca subito su Cilio, prende posizione il 9. Viviano. Attenimento di Scurato, lo vede, lo serve. Scurato in posizione regolare, la sterzata, l'intervento ancora di Gabriele Ricciardi. Colpo di testa di Tezzo. Tarantino prova a mettere giù, Scafidi alla meglio. Gaziano alza un campanile a centrocampo. Mazzè interviene. Colpo di testa ancora di Mazzè, quello di Mistretta. Poi Pirrera ci mette anche lui la testa. Ancora Mistretta costretto a intervenire, chiuso nella morsa. Per l'arbitro era tutto buono qui. E allora da segnalare l'errore di Francesco Ricciardi. Tanto c'è un cambio ancora nella Fincantieri. Ascolta, nello Sport Palermo entra Cristian Ferrara. Esce Francesco Ricciardi. La battuta ancora di Mistretta. Cilio non riesce a tenerla. Allora Fanduzza. Intercetta Calisti, poi ancora Fanduzza. Controllo di Mazzè, spalla alla porta, prova a girarsi, poi ancora Mistretta a chiudere. Sui piedi però di Tarantino, ancora Mistretta. E ovunque il numero 5 della Fincantieri. Poi Cilio in aiuto in difesa su Caccamo. Riesce a tenere il pallone in campo il numero 15 dello Sport Palermo, che poi si affida a Fanduzza. Gabriele Ricciardi, stop e lancia in avanti. Gaziano di testa, ma c'è fuori gioco di Terzo. La battuta di Mistretta. Prova a prolungare, ci riesce Viviano per la corsa di Scurato che anticipa l'avversario. Scurato! È il gol del 3-1 della Fincantieri. Qui è bastato veramente poco alla squadra rossoblu per arrivare dalla propria porta a quella avversaria. Segna Carmelo Scurato, 3-1. Qui la battuta di Mistretta, la sponda di Viviano, la corsa di Scurato e il gol a un quarto d'ora dalla fine. Ossigeno puro per la Fincantieri, che ha 2 gol di vantaggio da gestire in questo quarto d'ora finale più recupero. Rinvio lungo di Di Maggio. Cilio in qualche modo sponda, poi Viviano in mezzo a 2, non riesce a giocarla, poi torna sul pallone. Ricciardi spazza via sulla testa di Leonardo, che poi la fa rimbalzare. Arriva Mazzè in corsa, la palla però esce oltre la linea laterale. Rimessa per Leonardo. Scurato la può giocare, lo fa benissimo sulla corsa di Tantillo. Tantillo punta,
costretto a sterzare verso l'interno per cercare spazio, poi scucchiaia su Scurato che serve Viviano. Conclusione alta, bella trama qui della Fincantieri, che adesso gioca forse più di pancia che di gambe, un po' di stanchezza, inevitabile, visto che fin qui mister Pezzino non ha effettuato cambi, e indipendentemente poi ovviamente dai fatti accaduti domenica, la squadra ha pur sempre giocato 3 giorni fa. Qui Gaziano la calcia più lontano che può, la palla esce in fallo laterale. Colpo di testa di Gaziano, poi controlla Scurato e appoggia a Scafidi, lancio lungo, troppo lungo per tutti. Gaziano in qualche modo tocca, poi calcia in avanti Fanduzza, la fa arrivare Di Maggio. Intanto la palla giocata avanti. Mazzè cerca terzo, la gira in qualche modo Lonardo, poi Viviano controlla Scurato, messo giù, c'è il fallo da parte di Ferrara. Tirrera prova a sfidare Caccamo, lo salta. Tirrera mette al centro il pallone, a vuoto il portiere, poi Viviano, la sponda, Scurato! Cala il poker, la Fincantieri, tutto facile per Carmelo Scurato, che firma il 4-1 e dunque potrebbe aver posto la parola fine sull'incontro. 11 più recupero da giocare, 4-1 per la Fincantieri. Riprende la partita con lo Sport Palermo, che ha avuto il suo momento positivo per i primi 25 minuti di secondo tempo. Poi il gol del 3-1 di Scurato ha un po' fatto calare le certezze alla squadra di Aronica, che poi ha subito anche la quarta rete un minuto fa, con il buon lavoro di Viviano, che non si è fatto ingolosire dalla porta vuota e ha servito Scurato, che aveva sicuramente più luce per calciare verso la porta. Viviano la può mettere giù, ancora Viviano, scodella su Tantillo che la fa scendere, gioca su Scurato. Scurato serve ancora Tantillo, non esce bene il pallone dal suo piede. Allora può uscire Arcaio, che va al rinvio. Controllo, poi il fallo di Guida su Gaziano. In stretta la battuta direttamente tra le braccia
poi in fuorigioco Scurato. Raga, ci stiamo facendo ammonire inutilmente, raga. Tanto ammonito Deve parlare con Scurato la bocca. per aver calciato a gioco fermo. C'è l'uscita di Tarantino intanto nello Sport Palermo. In effetti ammonizioni del genere con la squadra decimata dalle squalifiche per tante partite sono ovviamente da evitare. Intanto è entrato Gabriele Finocchio, classe 2007, al posto di Tarantino. Serve il pallone è arrivato, ma intanto arriva anche un cambio, un altro per mister Aronica che manda dentro Busetta. Esce Teresi, altro reduce dalla casa madre Cus Palermo. Esce anche Ricciardi, il capitano, ed entra Mercadante, quindi due cambi in difesa per Aronica che di fatto ha esaurito le sostituzioni. Ci sarebbe soltanto Gargano, il secondo portiere, da capire se e quando verrà fatta entrare. Intanto stanno per finire anche i palloni per gradire. 7 più recupero alla fine, 4-1 il punteggio. Il tocco di Mazzè, poi Caccamo cerca di liberare Finocchio che perde palla, poi scontro con Lonardo, l'arbitro che concede fallo laterale allo Sport Palermo. Mazzè fermato da Calisti. Viviano prova a far correre Scurato, la palla è per lui. Scurato taglia fuori su Mercadante. Scurato per la tripletta, ma gliela nega molto bene il portiere. Poi ancora Scurato, ancora Arcaio e ancora conclusione di Tantillo sul fondo. Qui doppia, anzi tripla, grande occasione per la Fincantieri. Bravo Arcaio, nonostante il punteggio pesante non molla e nega due volte. Forse è più bella la seconda distinto che non la prima. Tanto qui prova a buttarsi nello spazio Cilio. Cilio scavalca Arcaio e quello che non è riuscito a Scurato riesce a lui realizzare il quinto gol per la Fincantieri, che adesso va sul velluto e trova anche il quinto gol con la firma di Cristian Cilio. È proprio Cilio che insieme a Scurato, però gli autori degli ultimi 3 gol della Fincantieri, si prendono qualche minuto di riposo extra perché li chiama fuori mister Pezzino. Entrano Dalfone e Aricò, ovvero i 2 giocatori oggi a disposizione. E Fincantieri che prende una bella boccata d'ossigeno, si mette alle spalle una domenica complicata, si gode il ritorno alla vittoria, i 3 punti contro un avversario che comunque gli ha dato del filo da torcere nel secondo tempo. Vai Paolo, gioca! Aspetta, Qui buon Paolo! recupero palla da parte di Viviano. Adesso chiaramente l'inerzia psicologica della partita è tutta per i ragazzi di Pezzino. Tanto Mercadante su Tantillo, l'arbitro lascia correre per il vantaggio. Poi Calisti, poi conclusione che viene respinta. La girata da parte di Guida, poi il lancio di Mazzè dove non c'è nessuno. Vittoria che consente Paolo, prima di partire guarda sempre la linea. alla Fincantieri di mettersi a quota 34 punti, quarta posizione momentanea in classifica.
a 10 lunghezze dalla capolista Panormus. Ricordo che intanto vengono confermati 3 minuti più recupero. Tra altre cose le due squadre giocheranno entrambe in trasferta il prossimo turno, sabato 4 febbraio. Fincantieri impegnata sul campo del Buon Pastore, seconda forza del campionato, mentre lo Sport Palermo sarà di scena al Comunale di Bagheria contro la Fortitudo. Leonardo intanto non bene qui con il destro. Ricordo, come hai fatto anche nel primo tempo, che torneremo in live sul canale YouTube di Sportisti tra un paio d'ore, ore 18:30, per il fischio d'inizio di Cus Palermo Villa Abate, gara valida per il campionato regionale giovanissimi under 15, turno infrasettimanale per il campionato riservato ai classe 2008, mentre attenzione a Pirrera che calcia sbilanciato, mette fuori. Direttore di gara che inizia a guardare il cronometro, c'è ancora un paio di giri di lancette da far giocare. C'è intanto l'uscita palla al piede da parte di Laporta. Laporta, poi fallo su Viviano. Calcio di punizione, partito ormai agli sgoccioli. Dunque vittoria importante per la Fincantieri. Qui Calisti vince il rimpallo, poi pallone spazzato da Caccamo, interviene ancora Mistretta che è stato un gigante nel secondo tempo, soprattutto nel periodo di maggiore pressione da parte dello Sport Palermo. Ha tenuto lui alto il muro per la Fincantieri. Tantillo per la corsa di Aricò, prova ad andare sul fondo, Aricò la mette in mezzo, guadagna calcio d'angolo con la direzione di Busetta. Arrivano gli applausi di incoraggiamento. Paolo, salta, Paolo, salta! Chiaramente in una fase del genere ogni risorsa è importante per portare avanti la stagione. È chiaro che per quasi tutto il proseguo del campionato la Fincantieri perde 4 elementi per le squalifiche. Per D'Alessandro la squalifica più corta perché ha subito l'espulsione. Qui intanto si tuffa Arcaio sul tiro di Pirrera, poi ingenuità di Viviano che non si accontenta del fallo laterale, viene colto in fuorigioco. Tanto mancano pochi secondi allo scadere del 90esimo, vedremo se il direttore di gara assegnerà del recupero con un risultato di 5-1. È chiaro che a voler essere proprio ligi al regolamento, almeno un paio di minuti per via dei cambi andrebbero assegnati. Vedremo ovviamente quale sarà il comportamento del direttore di gara con il 90esimo che è scaduto, come potete vedere dal nostro cronometro. Tanto Scafini, colpo di testa, poi prova ancora a liberarsi lo Sport Palermo con Mazzè. L'arbitro pone fine alla partita, finisce 5-1 per la Fincantieri che porta a casa 3 punti, anche, perché no, per dimenticare i fatti di domenica di Campofelice di Roccella, una partita che ha visto comunque uno Sport Palermo buono per buona parte dell'incontro, soprattutto nel secondo tempo, ma poi ha preso il largo la squadra affidata a mister Mario Pezzino, che dunque porta a casa 3 punti e torna a sorridere, soprattutto mantiene la posizione nella zona playoff del girone B del campionato regionale Allieve Under 17. Noi vi ringraziamo per averci seguito, naturalmente continuate a seguirci sui nostri canali social, su Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, oltre che sul nostro canale YouTube, dove trasmetteremo a partire dalle 18:30 anche la gara
giovanissimi under 15 tra il Cus Palermo e il Villabate, e noi con questo saluto